Lo scorso 4 ottobre c'è stata la ricorrenza di uno dei santi più amati d'Italia. Sto parlando di San Francesco d'Assisi, che assieme a Santa Caterina sono i patroni d'Italia. San Francesco penso sia noto a tutti, proviene da una ricca famiglia di commercianti, nobile da parte di madre, passa gran parte della sua vita a vivere nella ricchezza, negli agi, nelle scorribande con gli amici, dedicandosi anche all'arte del commercio, così come faceva suo padre. Passa anche attraverso la guerra tra i Guelfi e i Ghibellini, finché non si accorge che molto probabilmente questa tipologia di vita non faceva per lui. Infatti abbraccia un po' alla volta la via della redenzione, tant'è che il padre, per cercare di portarlo secondo lui alla retta via e quindi alla via del commercio, gli fa un pubblico processo e Francesco, proprio denunciando questa vita che più non gli piaceva, si denuda, vende tutto e consegna tutta la sua parte ai poveri, dedicandosi quindi ad una vita dedicata all'umiltà, alla povertà e all'attenzione verso il prossimo. Infatti appartiene a lui il Cantico delle Creature, una delle espressioni del rispetto per la natura, per gli animali e per tutti gli esseri viventi. San Francesco è una delle figure più rappresentate nel mondo e nella storia dell'arte, tra le pitture, addirittura nella cinematografia. Pensate che addirittura Venezia gli dedica addirittura un'isola. Ma voi che cosa conoscevate di San Francesco?